Arrivano le prime conferme dell'uscita delle attività imprenditoriali dall'emergenza sanitaria. Dai dati rilevati da Confartigianato Imprese Vicenza, ricavati dai cedolini paga e relativi a 2080 aziende che occupano 13.000 dipendenti, emerge che la quota di imprese che hanno utilizzato ammortizzatori sociali si è praticamente dimezzata, passando dall'88,6% di aprile al 42,4% di maggio. I dipendenti coinvolti passano dal 37,1% di aprile al 21,4% di maggio e aumentano le ore lavorate. A maggio c'è una leggera ripresa e questo significa una riduzione delle ore di cassa integrazione, quindi già questo per noi è un segnale positivo. Pesa sempre l'incognita di quello che saranno le commesse nuove, perché ripeto stiamo ancora vivendo di commesse vecchie, però ora che tutti i confini sono stati riaperti c'è la possibilità per i nostri commerciali di poter andare all'estero e quindi ritornare a fare il loro lavoro. Altra evidenza sono i trend del ricorso alle ferie, alla cassa integrazione e all'impiego di straordinari. Questi trend potrebbero proseguire a giugno come riflesso delle aperture di tutte le attività e dell'accelerazione delle imprese per evadere gli ordini entro luglio. La speranza è che non ci siano sorprese dopo l'estate e ormai sono in molti ad aver eliminato le ferie dal programma dei prossimi mesi. La speranza è quella di non avere sorprese dopo le ferie che anticipo molte aziende hanno già deciso che non faranno assolutamente le 2 o 3 settimane canoniche di agosto, perché appunto stiamo pagando le settimane che abbiamo dovuto tenere chiuso per il Covid-19. Siamo comunque positivi perché, ripeto, visto che questa è una problematica legata soprattutto alla riduzione dei consumi, dobbiamo pensare positivo e quindi far ripartire la filiera dei consumi e far ripartire il lavoro.